Rieccoci. Buongiorno Giancarlo. Ciao. Come stai? Tutto a posto. Ci rivediamo. Allora, tra pochissimo ci rivediamo. È più di un anno che non ci vediamo. Era il 2018. No, era il 2018. Hai ragione, era il 2018. Era novembre-dicembre. No, era settembre. Perché abbiamo fatto la festa di San Placido a Biancavilla. Sì, ma quella volta, quello fu a novembre. No, fu 4 novembre, o 4 o 5 novembre. Ottobre allora. Ottobre. Vabbè, ottobre. Dal 2010 invece. Domani non potevi fumare, presentatevi. Domani festival. Quelle erano trasmissioni. Tu hai fatto anche Domani Festival. Quando vi tenevate. Quello che conduceva Valentina Loppiero, sì, lo ricordo. Sì. C'erano lei e poi c'era un giovane presentatore. Sì, giovane non era. Non era presentatore, ma non era neanche giovane. Era avanti. Che era indietro ormai. Che se ne stava uscendo. No, che se ne stava uscendo, perché anche là, grande Guido Pistone. Mitico Guido. Persona, tra l'altro benissimo. Quanta gente ha dato fastidio. Il regista era Guido? Guido, certo. Ma io convintissimo che fosse Natale di Domani Festival. No. Loro facevano Festival della canzone siciliana. E il Festival della canzone siciliana. Vero, che anno era il 2010? Sì, fu proprio tra il 2009 e il 2010. Quando c'era Beppe Arezzo che dirigeva l'orchestra nel Festival della canzone siciliana. Nella canzone siciliana, sì, da noi era giurato. Guarda che era un bel programma, ora per carità. Ma lo ricordo, ma poi era curato bene, tutti i ragazzi con le magliettine, ho dei ricordi vaghi. Sì, non arrivarono soldi dagli sponsor, arrivarono le polo a manica lunga, azzurra per i ragazzi, questo rosa un po' acceso per le ragazze. Va bene, entriamo Giancarlo, ci siamo ragazzi, torno con voi tra un po'. Guaranà, lei è Elodie, 13 e 11 minuti, comincia così la seconda ora di Mizzica di questo mercoledì 24 giugno, ancora una volta auguri Giovanni, auguri Giovanna, auguri Giovannella, auguri Giovannino, insomma auguri cari ragazzi, e devo dirvi che stanno arrivando una grande quantità di messaggi proprio di auguri sia al 3334 77 2239 che sulla nostra diretta Facebook. Sapete che ogni giorno a quest'ora all'incirca a quest'ora ospitiamo degli amici musicisti che ci propongono la loro arte. Oggi sono contentissimo di dare il benvenuto, anzi il bentornato nelle nostre produzioni ai Frida, e voglio salutare il nostro amico Giancarlo. Buongiorno Giancarlo. Ciao Ruggero. Bentornato, grazie del tempo che ci dedichi. Allora, l'ho chiesto a tutti gli artisti, ormai per fortuna ci stiamo mettendo il momento peggiore alle spalle, ma lo chiedo anche a te. Come hai vissuto la quarantena? Ma guarda, io la quarantena l'ho vissuta, credo come quasi tutti, a casa, e devo dire che comunque di questo periodo, che per molti può essere stato visto come buio, io ne ho tratto tante cose positive. Cioè, ho riscoperto tante cose che avevo messo da parte, che non credevo di poter mai più fare. Cioè, dedicarmi a cose che comunque avevo sempre proprio, e il continuare a dare le cose per scontate nella quotidianità. Guarda, hai esattamente ragione. Senti, ovviamente in tutto ciò, praticamente il 17 aprile, quindi in piena quarantena, è arrivato Lo dedico a te, che è il nuovo singolo, il vostro nuovo singolo, il singolo dei Frida, che è una dedica che viene fatta a Euterpe, che è la musa protettrice della musica, ma che è una dedica che si fa a tutto il mondo? Ah sì, guarda caso uscì venerdì 17 in un periodo proprio sfigatissimo. Coraggio, Però devo dire che sì, è un brano molto autoriflessivo, che scava dentro, e quindi credo che involontariamente sia capitato a fagiolo
per quello che era il periodo che si stava vivendo. Poi noi ovviamente l'abbiamo dedicata alla musa della musica, come dicevi tu, perché dopo tanti anni che facciamo questa vita cercavamo delle risposte, e questa nostra preghiera è una sorta di invocazione alla musa, nella speranza che le risposte alle nostre domande potessero essere esaudite, cioè, Insomma, trovare comunque... Prima o poi qualcuno ci ascolterà, e questo è il messaggio finale, giusto? Non molliamo mai, è un grido di speranza anche. Dove, guarda, mollare mai, effettivamente. Bravo. Il discorso è che ovviamente l'artista in questi periodi fatti in questa nuova, diciamo, evoluzione della concezione dell'arte tra stream, social e tutto un po', l'artista trova un po' di, come so dire, alienazione dal mondo circostante. Per me l'arte si fa a contatto diretto, e quindi il sentirsi un po' emarginati nasce poi crea questa sorta di disperazione che non fa altro che cercare conforto in qualcosa di ultraterreno, nella speranza che più o meno qualcuno ti possa ascoltare. L'importante è poco ma buono. Alla fine però le preghiere arrivano sempre a segno. Senti, io leggo tantissimi amici, quindi ti voglio salutare, a partire da Luca Venturi, che ha prodotto proprio il pezzo per Prima la musica italiana. Avete registrato e arrangiato dal nostro amico Carlo Longo, masterizzato da Berni all'Eleven Mastering Studio di Busto Arsizio, e il video girato nello storico Waxy O'Connor e diretto da Filippo Arlotta. Quindi tutte grandissime professionalità al vostro fianco anche in questa occasione, giusto Giancarlo? Io credo che lavorare con i professionisti poi dia sempre quell'apporto qualitativo che effettivamente poi fa la differenza. Noi abbiamo la fortuna di avere un produttore come Luca che sa quello che fa. Abbiamo collaboratori di altissimo livello. Ringrazio anche l'ufficio stampa Rec Media, che comunque ci fa il grosso di tante cose, e quindi diventa tutto più facile sicuramente. Io voglio anche sottolinearvi la bellezza della copertina del disco che sto vedendo in questo momento, che è appunto ispirata a un'opera di Frida Kahlo, ed è stata, lo leggo perché ho il comunicato stampa, realizzata con tecnica mista, matite colorate e china da Claudia Sciacca. Quindi complimenti anche a Claudia. Devo dirti, è un'opera d'arte in tutto e per tutto questo lavoro, Giancarlo, quindi complimenti veramente. Grazie, noi cerchiamo sempre di non lasciare nulla al caso. Io credo che la differenza la facciano proprio i dettagli. Poi Claudia è mia sorella, cioè, sapendo che lei... Ma sì, ne ho approfittato, ho sfruttato questa dote di mia sorella per poter... Ma era da tanto tempo che le chiedevo un qualcosa riguardante questa mia passione verso Frida Kahlo. Le avevo chiesto tempo fa di farmi avere qualche lavoro, poi alla fine uscì il discorso della copertina del disco, e ti posso dire che è stato un gran lavoro, perché non è un lavoro semplice, e alla fine però l'importante è che sia andato tutto bene. Ragazzi, siete veramente bravi. Io mi preparo ovviamente adesso ad ascoltare con tutti gli amici di Radio Studio Centrale il brano. Voglio salutare Gaetano Giuttari, Adrian Russ, Domenico Cottone, Emanuele Leocate, ovviamente il nostro amico Giancarlo Sciacca, con il quale abbiamo amabilmente conversato. Giancarlo, in bocca al lupo, aspettiamo l'album a sto punto. Sì, ormai ci siamo, fortunatamente l'album è pronto, quindi entro 2020 uscirà. Ti ricordi, già avevamo, quando fu per Mentre muori di piacere, che fu il primo singolo, avevamo, diciamo, rotto le acque. Ora stavano le basi, ci siamo, vogliamo essere i primi, è inutile a dirtelo. Ma guarda, io ti ringrazio sempre, così come ringrazio anche il nostro Massimo Nicotra, che comunque abbiamo brutte amicizie in comune, è vero, pazienza. Voglio ringraziare perché comunque sai che mi ha dato la fortuna anche di poter entrare in contatto con te in maniera proprio anche professionale, che è una cosa molto importante, e te ne sarò sempre grato, così come tutti quelli che fanno il tuo lavoro e che ci danno spazio. Ma siete bravi, quindi lo spazio lo meritate. Giancarlo, in bocca al lupo, ci ascoltiamo il brano, ti arriva un grande abbraccio, grazie, a presto. Ciao Ruggero, grazie, ciao a tutti. È bello parlare soprattutto quando poi parliamo di artisti che sono artisti siciliani, artisti della nostra terra, che credetemi con passione, impegno e sacrificio si dedicano a questo mestiere. Lo dedico a te, loro sono i Frida, eccoli. Dimmi perché
mezz'aria, nero a metà e mi manca l'aria. Dimmi perché ci si sente soli se intorno a noi sento grida e rumori. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero. Dimmi perché mi sento spento, un'anima dispersa nel tempo. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero. No, non dirmi no, no, tu sei l'unica cosa che e lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero.